Carmine, se vuoi parlare un po' tu della tua poesia, poi io magari scrivo in chat, Vediamo se mi sentono. Mi sentite? pure di no, di queste esperienze, insomma, vedi tu. Ma sì, l'esperienza è bella. Qui abbiamo il prof. Io lo chiamo il prof perché è un prof. Ah, ecco, parlaci Vin, un po' di questo interesse della scuola, sì, parlaci di questa sì. scuola. Eh sì, è stata una bella sorpresa, devo dire la verità, Sì, ma perché mi spieghi che scuola è, così lo è posso dire. l'Istituto Tecnico Commerciale Ah, di Acri, provincia di Cosenza. ecco, Sono ragazzi dell'ultimo anno, alcuni di questi sono maggiorenni. e che... Ah, posso continuare? Sì, 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 vai, vai. Alcuni di questi ragazzi sono maggiorenni, infatti qualcuno è entrato pure. Allora, il Zangsun è il professore di informatica in questa scuola e a detta anche dei ragazzi è un professore abbastanza, diciamo, oltre che ad essere alla mano, che sa immedesimarsi nei panni dei ragazzi, e questo me l'ha detto Fabio ieri. Caro Vincenzo, tu queste cose non le sai, quello che dicono gli alunni di te, gli alunni, gli studenti. E comunque il professor Vincenzo Fedele nella vita reale ha pensato bene di coinvolgere tutti i professori della scuola riguardo a questo evento, al nostro evento di Art and Poetry, perché lui fece questo ragionamento, disse: pensa che con questo progetto vedi quante materie vengono coinvolte. Viene coinvolta letteratura, poesia, quindi poi viene coinvolta l'inglese, le lingue straniere perché si parla anche in lingua straniera, l'informatica perché per entrare in Second Life, insomma, questo è un progetto che se non fosse per internet, per il web, non si sarebbe proprio potuto realizzare. E poi comprende anche l'arte, soprattutto l'arte, perché loro hanno la loro insegnante d'arte, ma la cosa che più mi ha colpito è che ho visto che hanno fatto addirittura su internet, su Facebook, hanno aperto un gruppo apposta per questo progetto, cioè quindi tutti i ragazzi, tutti gli studenti stanno raccogliendo materiale intorno ad Art and Poetry perché poi da questo devono dedurre, insomma, devono fare poi le loro conclusioni alla fine, quello che sarà. Ed è bella, mi è piaciuta questa cosa, però è stata una sorpresa, sapevo che lui era interessato a... ma non che aveva proprio coinvolto tutta la scuola, perché poi non è neanche una sola classe, sono più classi insieme che stanno partecipando a questo progetto. E stamattina ci siamo incontrati in Second Life. Lui è venuto, io stavo al Mergy Dream dove ho la mia esposizione dei dipinti e delle poesie, proprio la esposizione mia personale. E lui è venuto dentro e parlava con gli studenti e parlavamo e gli studenti mi facevano le domande dalla scuola e poi ne è uscito fuori un bel discorso edificante perché si parlava di come una persona invalida, come sono io purtroppo, diciamo purtroppo relativamente, però con l'uso del computer, con la poesia, con la pittura e con tutto quello che si riesce a fare con il web 2.0, si può vivere una vita soddisfacente. Se ci riesce un invalido, una persona come me che purtroppo è costretta a stare a letto e che non si può muovere, ci può riuscire qualsiasi persona, anche una persona normodotata. Quindi il computer si può usare anche per scopi positivi, per cose educative. E, il Second Life, ad esempio, mi ha dato l'opportunità di farmi conoscere da persone che sono venute a visitare le mie opere
e sono andata a finire sui giornali, dai giornali poi sono andata a finire alle Nazioni Unite, dalle Nazioni Unite poi sono andata a finire alla Comunità Europea, poi alla Camera del Consiglio, sembra assurdo ma è così, alla Camera del Consiglio, come si dice, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e addirittura davanti a Napolitano pure. Al Presidente della Repubblica. Cioè, quando penso a queste cose io rimango di stucco, dico, possibile mai che con il web, con internet si riescono a fare tutte queste cose, io che non posso andare in giro, non posso camminare. La mia libertà io la trovo qui in Second Life, perché qui posso camminare come camminano gli altri e questo a livello mentale mi dà quella, come devo dire, quella possibilità di condizionare la mia mente e di dire qui faccio le cose come le fanno gli altri. Non è che io mi sentissi inferiore agli altri, però il fatto che nella vita reale questo non lo puoi fare, questo non lo puoi fare, un po' ti condiziona. Invece venire qua e vedere che posso camminare come gli altri, posso correre come gli altri, addirittura posso anche volare, allora Che poi mi sono accorta che si vola quando tu cominci ad acquistare fiducia in te stessa e riconosci il tuo valore, poi ti rendi conto che puoi volare anche nella vita reale e forse voli e voli anche di più, perché se tu sai attingere alle tue risorse interne, alle risorse positive, veramente puoi volare, puoi fare cose che tu stesso non ti rendevi proprio conto di poter fare, capito? E questa è una cosa che... Certo. E quando ho capito che Hai io posso acquistato volare... fiducia Bravo, quando ho in capito te che io posso stessa. volare bene anche nella vita reale, automaticamente Second Life non aveva più l'attrattiva che aveva all'inizio, però mi è servito, perché io se devo dire che Second Life, se devo snobbare Second Life, non lo farò mai, perché mi ha aiutato tanto, anche perché ho conosciuto persone stupende, squisite. Ad esempio a Vulcano c'è stato il gruppo Pyramid Café che mi ha dato veramente tanto, mi ha aiutato con la realizzazione del progetto Mergy Dream. Questo Mergy Dream, se tu clicchi sul web, su Google e clicchi Mergy Dream, ma tu hai tanti di quei link perché ne hanno parlato siti, social network, giornali, una cosa strabiliante. Io non me l'aspettavo tutto questo interesse intorno alla mia persona. Evidentemente la mia condizione fa riflettere, perché ognuno dice: ma guarda un po', se lei, essendo invalida, essendo una persona che è impossibilitata a fare tante cose, però solo con un computer e con la sua forza di volontà riesce a fare questo, ma ci può riuscire chiunque, basta avere un po' di fiducia in sé e soprattutto non abbattersi mai nelle difficoltà. Perché, come dicevo ai ragazzi stamattina, ho detto: ragazzi, guardate, le difficoltà non sono ostacoli, è vero, ma sono ostacoli da superare e non da sviare, perché sono quegli ostacoli che poi ci rendono più forti nella vita. E io penso che i ragazzi abbiano avuto modo di riflettere su quello che ho detto, ma d'altronde i ragazzi sono intelligenti, le capiscono queste cose. Grazie Roxelle. Io ho parlato spontaneamente come mi sento di parlare, ho sbagliato qualche parolina forse perché nella foga uno, però almeno una cosa è certa, io sono sincera nelle cose che faccio, non preparo mai niente di anticipo, perché dico basta soltanto seguire quello che io sento dentro, che le parole mi escono da sole. È vero Carmen. Grazie. Cioè la lingua napoletana poi aiuta, la lingua napoletana veramente sì, è poi qualcosa che esprime il sentimento in maniera... Brava, devo sì, dire sì, vai. Che io mi sento un poco privilegiata, nel senso di conoscere, di essere nata in una regione dove c'è questa lingua che anche l'UNESCO la considera, ha stabilito che è patrimonio dell'umanità.
quindi l'UNESCO la vuole difendere perché è una lingua espressiva, è una lingua, infatti noi la chiamiamo la lingua del sentimento, perché quello che si riesce ad esprimere con la lingua napoletana, con altre lingue è un poco più difficile. Io ricordo che prima scrivevo molto in italiano, poi una persona mi disse: hai mai provato a scrivere poesie in dialetto napoletano? Beh, io dissi: ma ci provo. E beh, la prima poesia che scrissi è come se, non lo so, io avevo fatto una scoperta, rimasi così, dissi: ma come? Io avevo questa bella lingua, così espressiva, così, come devo dire, così travolgente, così, e non la utilizzavo. Così poi ho dovuto imparare poi a imparare come si scrive, ad utilizzare la grammatica giusta, perché se vuoi studiare bene il dialetto napoletano presenta le stesse difficoltà di una lingua straniera, però vale la pena perché per me è un mezzo bellissimo. Se vogliamo considerare solo la canzone napoletana che riesce ad avere successo in tutto il mondo, è proprio perché è proprio la lingua che è così armoniosa e musicale, ha tutte queste, sì, è molto espressiva come lingua. Quindi devo Eh essere sì, sincera, mi sento privilegiata con tutto quello che si dice dei napoletani, di Napoli, però Napoli ha le sue ricchezze e fra queste ricchezze c'è proprio la sua lingua. è vero Carmen, sono perfettamente d'accordo con te. La lingua napoletana è la lingua di Edoardo De Filippo, è la lingua di Totò, cioè due grandi geni che ci hanno lasciato da una parte film straordinari, dall'altra commedie e sceneggiature meravigliose che io mi sono presa la briga di leggere in tempi passati e che veramente insomma sono diciamo pezzi notevoli di vita e sono opere dove si può cogliere tutta la napoletanità e, e anche diciamo i sentimenti universali, i sentimenti che accomunano tutte le persone. Ecco perché io amo molto la lingua napoletana, l'ho cominciata ad amare attraverso Totò e poi l'ho continuata ad amare attraverso le opere di Edoardo De Filippo. Quindi Carmen, le tue poesie insomma non potevano essere strumento più diciamo versatile per consentire agli artisti di misurarsi di misurare le loro potenzialità su di loro, su di esse. E vedo che insomma questa mia diciamo idea sta ottenendo un grande riscontro. Io non voglio dire successo per non essere troppo trionfalista, però vedo insomma che il riscontro da parte degli artisti c'è e tutto sommato significa che queste poesie, anche se tradotte in inglese, riescono a trasmettere diciamo i tuoi sentimenti, quello che tu hai voluto poi trasfondere nelle poesie stesse. Sono contenta e ringrazio molto il professore che sta facendo Vincenzo questo lavoro Fedele si chiama. su Vincenzo Fedeli che sta facendo questo lavoro Fedele con gli allievi. Ecco, io per vicissitudini personali in questo periodo sono stata lontana dal computer e da internet, però mi piacerebbe incontrare i ragazzi e parlare loro, diciamo, anche dell'esperienza del Museo del Metaverso, nella cui esperienza, diciamo, si va a inserirsi il progetto Art e Poetry.